All'ippodromo di Bologna le Amazzoni sono scese in pista per il progetto Mai Soli dell'associazione Amici di Casa Insieme Ollus. Come da tradizione, Ippogroup Cesenate, in occasione della festa della donna, ha dedicato 2 corse alle Lady del Trotto nazionale. Entrambe le competizioni sono state inserite nel circuito benefico For Life. L'Arcoveggio da sempre comunque ha questa tradizione di dedicare le corse alle Amazzoni in prossimità della festa della donna, quindi presentiamo brevemente questa giornata. Sì, è diventato un format che noi ci vantiamo di proseguire e di perseguire nel corso degli anni, sperando che questa tradizione ci consenta negli anni futuri di poter essere adeguatamente seguita anche dal pubblico. È un riconoscimento a tutte le donne dell'ippica, alle donne che impegnano tempo, risorse, energie, sacrificando chiaramente a volte anche gli affetti per poter partecipare a competizioni. Molte di loro comunque lavorano anche in scuderie, altri hanno impegni finanziari notevoli nell'acquisizione di cavalli. È l'alternativa gentile ad un mondo che in questo momento sta passando un brutto periodo sotto tanti punti di vista, e quindi noi crediamo che questo sia un messaggio di positività e di ottimismo volto al futuro, coniugando anche in questo caso, oltre all'agonismo, anche la solidarietà. Nella giornata dedicata alle Amazzoni, Ippogroup Cesenate ha organizzato anche il concorso letterario dal titolo Amazzone in pista e nella vita. I dettagli ce li racconta Michele Canali. Quest'anno abbiamo pensato di fare una cosa diversa, di unire tutte le Amazzoni che corrono, perché altre volte abbiamo coinvolto il pubblico, purtroppo il pubblico non c'è. E speriamo ci sia presto, e le abbiamo coinvolte facendo un piccolo concorso letterario che hanno su un argomento che è quello di Amazzone, che è Amazzone 6, cioè nella vita e in pista, praticamente, in pista e nella vita. E devo dire che hanno scritto tutte, 10, dei bei testi selezionati da dei giornalisti che hanno apprezzato. Ci sono state delle riflessioni belle, anche toccanti, quindi direi che si sono divertite loro e abbiamo fatto una bella cosa noi, perché ci siamo adoperati per un bel progetto. E, come hai detto tu, il tutto, queste 3 corse, 2 Amazzoni e quella Gentleman, sono dedicate agli Amici di Casa Insieme, che è questa associazione nuova per quest'anno, dove faremo la solidarietà del Gentleman for Life per aiutare i malati di demenza senile, quindi delle ore per conversare con loro, psicologhe, assistenti, che cercheranno di rendergli queste ore durissime un po' più leggere. Sentiamo anche il bilancio delle organizzatrici Savina Sabatini e Francesca Ritti. Siamo molto soddisfatti perché questa della giornata della festa della donna è ormai una tradizione da tanti anni, e riuscire a farla anche in questi tempi molto difficili è un piacere. Fra l'altro le ragazze hanno partecipato anche a un contest, e quello che hanno scritto raccontandosi come Amazzoni è stato anche commovente delle volte, e sempre molto grintoso, dimostrando che sono veramente Amazzoni anche nella vita, non soltanto in corsa. Fra queste donne grintose appunto ci sono anche quelle dell'associazione che unica in Italia comprende tutte le donne del mondo dell'ippica, della filiera ippica, quindi donne del galoppo, della sella e del trotto, e quindi è l'unica rappresentanza a livello nazionale. Questa associazione ha partecipato premiando le ragazze. Ricordiamo che l'associazione Amici di Casa Insieme Ollus opera soprattutto nel Cesenate. Sì, Chiara, appunto siamo molto soddisfatti di come è venuta questa giornata, perché abbiamo visto la partecipazione delle Amazzoni che con grande entusiasmo hanno preso parte sia al contest che abbiamo organizzato che proprio alle corse di oggi. È un bel gruppo di ragazze giovani, ben affiatate, e quindi questo fa bene a noi che organizziamo, fa bene all'ippica. In merito all'associazione Amici di Casa Insieme, appunto è una onlus che opera nel comprensorio Cesenate, Cesena
Cesena, quindi, e non solo, con volontari, professionisti, psicologi che aiutano gli affetti da Alzheimer che soprattutto in questo periodo hanno particolare necessità. E quindi ancora un fine benefico dietro queste corse al trotto. A conquistare la vittoria in entrambe le corse amazzoni è stata Giulia Deschi, che ha vinto la prima corsa in sulchi a Beren, mentre la seconda in sulchi a Vasterbo Sky High. Sentiamola nell'intervista. Guarda, con Beren, come ho detto prima, era una vittoria forse un poco più aggiudicata, però comunque non è venuto uno schema molto facile. Essendo una cavalla superiore siamo comunque riusciti a portarla a casa. Mentre per l'ultima corsa? Per Vasterbo pensavo di non avere alcuna chance, invece la corsa tatticamente è venuta forse un po' più movimentata, sono riuscita a prendere una buona partenza e una pariglia e poi riuscire a sfruttare le caratteristiche del cavallo e di conseguenza sprintare agli ultimi 500 metri per poter poi vincere. Ti chiedo un commento su questa giornata dove abbiamo detto voi amazzoni siete state le protagoniste. Sì, una bella giornata, per fortuna è uscito anche il sole perché quando noi siamo arrivati pioveva. È una bella organizzazione, peccato che sia tutto fatto a porte chiuse e che quindi non ci sia più pubblico e più gente nell'ippodromo, insomma, per far sentire ancora di più l'emozione, se così si può dire. Nel corso della giornata si è svolta anche una corsa gentleman, sempre del circuito Gentleman for Life, vinta da Monica Gradi e Ultra Lady Grad. La cavalla è andata forte, la corsa era venuta un po' male all'inizio perché ero rimasta nelle retrovie, meno male che poi abbiamo trovato da correre, la cavalla è arrivata molto bene. Stava correndo bene ultimamente, la vittoria se la meritava, dai. Se vogliamo aggiungere qualcosa anche su questa giornata che ha visto appunto voi amazzoni protagoniste. La giornata mi sembra una giornata riuscita, è stata una giornata molto simpatica, dai, sono sempre corse carine, poi voi siete un po' speciali nel fare questi eventi rispetto agli altri ippodromi, sinceramente. Le amazzoni vengono accolte sempre molto bene dall'ippodromo di Bologna. Maria Laura Allonano e Jessica Pompa sono le vincitrici del contest letterario Amazzone in pista e nella vita. In questa intervista sentiamo cosa vuol dire per loro essere amazzone. Essere guerriera, tanto guerriera. Sono stata messa sotto alla prova per tanti anni, ho subito tanto e se non ero guerriera e non ero una amazzone non mi trovavo qui a risalire in sulchi, a rivivere con le mie figlie, a vivere, a sopravvivere, a rivivere queste emozioni che si provano soltanto salendo sopra il sulchi e soltanto quando tu stai vicino ai cavalli, quando tu lotti dalla mattina alla sera, non per la sopravvivenza ma per la tua salute, la tua famiglia, per tutto. E poi ragazzi, i cavalli sono cavalli, basta, non ho più nulla da aggiungere, sono la meraviglia, sono il sorriso, la pace, sono i nostri psicologi, sono i nostri amici, sono i nostri, non lo so, sono tutto. Dopo le mie figlie esistono solo i cavalli, ragazzi, e basta. Essere amazzone è sicuramente essere guerriera, ma lo intendo più come essere guerriera, quindi combattere con la forza della mente e credo che sia molto importante. Non dobbiamo combattere sempre con la violenza, oggigiorno siamo sempre più abituati purtroppo ad ascoltare notizie negative. In realtà quello che serve per tutti noi secondo me è la positività e la positività secondo me si trasmette proprio con la mente. E a volte anche la gentilezza nei confronti di una persona piuttosto che di un cavallo ahimè fa la differenza. Come si suol dire, una moneta ha la doppia faccia, semplicemente dobbiamo scoprire il lato positivo di quella che è la vita, che sicuramente ci metterà sempre davanti a delle difficoltà. Anch'io ho chiaramente affrontato tantissime difficoltà, seppur posso considerarmi una persona tutto sommato fortunata, però le difficoltà si superano, basta avere la forza del pensiero, quindi per me Amazzone è uno stile di vita e quindi
quindi ecco, è un messaggio che voglio portare a tutte le donne. 2 parole sulla giornata che si è conclusa, abbiamo visto tante iniziative, insomma è una giornata molto intensa. Sì, una giornata molto intensa, però credo molto bella, molto coinvolgente, perché le corse amazzoni, con tutto quello che abbiamo creato intorno, questo contest con questa mini premio letterario, credo che abbia dato un qualcosa in più a questa giornata. E non dimentichiamo che abbiamo festeggiato le donne che come ho detto prima sono al centro, soprattutto adesso che hanno in casa tutti, perché col lockdown devono dirigere un'azienda che si chiama famiglia e secondo me sono le più brave a farlo, quindi complimenti a loro e grazie ancora alla giornata che ci ha aiutato soprattutto col tempo, e un arrivederci al prossimo anno. E con queste parole del vicepresidente di Ipogroup Michele Canali concludiamo il servizio dedicato alla giornata delle Amazzoni.